Siamo ad Aragona in via Lincoln, stamattina mi hanno chiamato perché mi hanno avvisato che era caduta un'altra casa di quelle, diciamo, già segnalate. Ora intervistiamo un signore che mi ha detto che da 10 anni che avevano fatto questa segnalazione e qualcuno doveva intervenire, ve la facciamo vedere. Ci troviamo ad Aragona in via Lincoln, dove ieri sera alle 8:30, diciamo, è venuta giù questa piccola casetta. Ieri sera sono venuti i vigili del fuoco, hanno messo in sicurezza, vedete, hanno transennato la zona. Però c'è un piccolo grande problema, che dovete togliere subito il pericolo perché c'è un signore che abita proprio qui. Lei qui ci abita sia d'inverno che d'estate, Sì, giusto? Vediamo. tutto l'inverno, Il tutta signor Gazziano che qui l'estate. vedete ci abita. Gli hanno detto di andarsene da questa casa, cosa hanno detto? Mi hanno detto di andare in questa casa per pochi giorni perché dovevano fare questi lavori oggi. Oggi. Invece ancora non sono venuti e se ne sono andati di nuovo. Addirittura. Questa, diceva il signor Gazziano, come avete sentito, hanno detto che dovevano rimuovere subito le macerie e rendere, diciamo, la zona non pericolosa, al fine che il signor Gazziano possa comunque continuare ad abitare in questa casa. Passiamo. Ecco qua, vedete, un attimino, il signor Gazziano dovrebbe ritornare, diciamo, a vivere nella sua casa. Il signor Gazziano dove va lei adesso? Dove se ne va? Un po' di mia figlia. Se ne va da sua figlia per un paio di giorni, si Per fa un questa paio di giorni. vacanza. E se no dove Ma lei se ci ne abita va? solo con non c'è sua moglie? Io e mia moglie ci Ah, lei e abito sua qua. moglie ci abita. Però ci sono i miei nipotini che tutti i giorni scendono qua Ah, e beh, lei vengono a per questo giocare. momento, diciamo, i nipotini non Sì, li fa venire, giusto? giusto, Perché è un giustamente. discorso pericoloso. Giustamente Allora, non vi posso ricordiamo venire. che attaccata a quella casa, una parte della casa del caduta, c'è un lampione dell'Enel, vedete, c'è un lampione del comune che sarà sicuramente attaccato alla rete elettrica, ma subito dopo, vedete, questa qua è una zona tutta a rischio crollo. Perché? Vi facciamo vedere, questa qua è una zona che va completamente messa in sicurezza, Guarda, perché neanche a 10 metri da questo fabbricato ce n'è un altro con delle lesioni abbastanza evidenti e proprio subito dopo ce n'è un altro che è crollato l'anno scorso. verso dicembre. Vedete, è caduto verso dicembre, quest'altro è caduto verso dicembre, ma ancora le macerie sono tutte qua e rischiano comunque di provocare eventuali altri danni. Vedete, lì c'è un'altra. Comunque questa zona va messa tutta in sicurezza. Signor Gazziano, lei mi diceva che da 10 anni che è Dei stata cani che come fatta... te con questa casa di qua. Hanno fatto tutte le domandine e non hanno dato nessuna risposta. Vengono sempre qua, fanno le foto Ho capito. Lei e chiamate i basta. vigili, chi chiamate? A Il tutti, i comune? vigili, i carabinieri, a tutti. Addirittura vengono, fanno le foto e poi se ne Sì, vanno. vanno le foto e Ok. se ne vanno.